codo www.lugano.com. Vi aspettiamo! Ad Arcugnano lavori al canale Ferrara per 500.000 euro. Obiettivo: evitare nuove esondazioni. Una difesa contro le piene e le esondazioni a seguito di periodi caratterizzati da precipitazioni intense. E questo è l'obiettivo dei lavori al canale Ferrara ad Arcugnano, che in seguito ad alcuni studi è risultato caratterizzato da evidenti carenze strutturali nella difesa arginale, con gravi rischi alluvionali per i residenti a Fimon e a Cadelloca. Rischi che puntualmente si concretizzano in occasione delle piene che seguono le forti piogge. L'intervento, per il quale la spesa prevista, finanziata dalla Regione Veneto, è pari a 500.000 euro, prevede dunque la sistemazione di entrambe le sponde del canale per un tratto di 530 metri, dove saranno posati circa 1.800 metri quadri di plotte per un volume pari a circa 630 metri cubi di pietrame. Sarà evitato invece l'uso del calcestruzzo in una fascia di 50 cm dal fondo, dove si procederà invece alla posa di geotessuto al fine di permettere la nidificazione della fauna ittica. A lavori ultimati saranno infine eseguite semine sia sulle scarpate che sulle sommità arginali. In programma anche la realizzazione di 4 salti di fondo da 30 a 40 cm con la doppia funzione di regolarizzare ed abbassare l'alveo per ridurne la pensilità. In tal modo si intende diminuire l'effetto filtrazione durante le piene, molto pericoloso in quanto possibile origine di fenomeni di sifonamento e di instabilità dell'argine. I carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa hanno notificato un ordine di espiazione pena in regime di detenzione domiciliare nei confronti di Otello Barrichello